Voi guardate adesso, io posso toccarlo qui, mettergli la mano qui, lui non fa caso alla mia mano, perché ha appena ribattuto, signora, quindi deve un attimo riprendersi. Siete sempre degli estranei, quindi vedono bene, capiscono la differenza. Se io le dico che con lui, col Pellegrino, con Artù, quando lo volo non posso portare cappelli, nemmeno d'inverno, perché mi cambia la fisionomia e quindi lui resta lì. Una volta che io tolgo il cappello lui scende perché mi riconosce come la persona a cui ho dato fiducia. Quindi quando lo volo d'inverno c'è tanto anche il freddo che metà basta, perché non ho la copertura naturale, di conseguenza mi tocca arrangiarmi. Lui invece è un po' diverso, vedete, posso avvicinarmi, mi fa, si soffia, tocco il collo, in qualsiasi posizione lui non ha problemi, perché questo per lui è il posatoio più sicuro. E quello è il suo punto di riferimento. Questo è il suo punto di riferimento. Il blocco, non avendo più l'abitudine, nel senso non essendo in falconiera al blocco, io quando vado a prenderlo lui è libero. Mi avvicino, gli faccio le gatte, metto il pugno, lui sale, lui sceglie di salire. Non avendo tutti i giorni quella metodologia che abbiamo utilizzato oggi, parte un po' impreparato, parte un po' infastidito, quindi mi dice lasciamo stare. Non lo si può toccare, primo perché non ama essere toccato da altri, secondo perché se lo fai tu dovrebbero farlo tutti e quindi alla fine si nervosisce l'animale. Ti ha detto che conosce bene lui, quindi lo sa bene, conosce lui. E adesso che l'ho bagnato, l'ho un po' rinfrescato, si è un po' calmato. Piano piano comincerà a calmarsi. E quando il posto è nuovo non è facile, i pellegrini sono molto diffidenti. Vuol dire che un attimo arrivo, lo metto in macchina, lo metto nel suo trasportino, lui si sgonda, comincia a farsi le piume ed è a posto. E puoi partire da qui, me ne torno a Jesolo, non dibattere una volta, non apre il becco. Hanno bisogno di acqua costante, per quello lo spruzzino, per bagnarli, per rinfrescarli. A casa li bagno anche con la pompa, li stompo completamente. Quando arriveremo a avere le temperature come l'anno scorso, alle 9 di sera con 35 gradi, boccheggiano e allora gran docce per mantenergli la temperatura e mantenerli tranquilli. Domande che vi restano, curiosità? Dimmi. Ma tu prima hai detto che lo potevi tenere solo con il guanto, ma dopo l'hai tenuto senza guanto. Sì, lui ama il guanto perché è il sinonimo di cibo. Dopo che io scelga di a volte prenderli senza guanto è a mio rischio e pericolo. Perché? Perché se lui sì, ok, si tiene in equilibrio, ma se succede qualcosa e chiude e stringe, mi fa male, mi lacera la carne, capisci? Prima al guanto lo avevo su questa mano, sono intervenuto più rapidamente possibile per tirarlo su e metterlo al blocco, quindi a volte lo faccio per essere veloce nel movimento. Tende a innervosirsi, rifiuta il cibo. Esatto. Vediamo se ci arrivo. Un attimo perso. Adesso vi fa vedere questo e dopo andiamo perché hanno bisogno anche loro di Wow, vediamo. Lo vuole, è una coscia. E l'osso? Di che cosa? Mangia anche l'osso. Mamma mia, dopo lo rispondo. A volte gli do le cosce del pollo, senti, scroc e quindi con quel becco là può spezzare l'osso di una coscia di pollo come fosse uno stuzzicadente. Guarda. Così alla mia ignoranza, come si chiama quell'uccello? È un gufo reale. Ma cos'è? Un addestratore lei o un falconiere? Falconiere. Anticarte? Circa 4.000 anni. Ma poi serve per la caccia? Serve? Esclusivamente, è un'arte venatoria. Licenza di caccia e porto d'armi uso venatorio. E a caccia metà settembre e 31 gennaio, come qualsiasi cacciatore, stesse leggi, stessi penali. Se io oggi prima volavo, mi prendeva un'anatra, io ero in penale per caccia di frodo. È molto delicata la cosa da gestire. Questa è un'arte venatoria che ha migliaia di anni. Prima dell'evento della polvere da sparo esisteva il falconiere. Gengis Khan partiva con eserciti da 30.000 persone dove all'interno c'erano falconieri, c'erano cuochi, perché dovevano occuparsi dell'approvvigionamento delle truppe.
capisci? Quindi questo qui nel caso specifico che... È una poiana di Harris, viene dal Sud America. E anche quello invece del gufo reale... L'aureale era autoctono, europeo. E quello lì mi dice, se si prende un fagiano, ha detto, se lo mangia. Sì, glielo lascio mangiare. Direi che lo lascia scelta personale sua. Se volessi tenermi il fagiano dovrei col guanto coprirgli i tarsi e la preda, sostituirla con una quaglia, qualcosa che ho io già in tasca, aspettare che lui sfili le mani dal fagiano, le zampe dal fagiano, prenda la quaglia e senza farmi vedere togliere il fagiano. Se si accorge che gli tolgo il fagiano non mi fa più avvicinare, perché lui caccia per lui, sì, ma lui caccia per se stesso, non caccia per me, non mi riporta la preda, esatto. Gli ho fregato la preda, vuol dire che lui, sì, non oltre cortesemente, grazie, vuol dire che per lui sono un pericolo, perché gli porto via la preda, la prossima volta invece di aspettarmi lì se ne va con la preda e io corro, quello è il concetto.